Amici miei carissimi, sono sicuro che in questo momento vi starete chiedendo e dicendo chissà cosa le sarà successo a Mariapoco. Questa volta sono contenta al 50%. Ho sentito squillare il telefono, credetemi amici miei di Facebook e tutti i miei fans. Ho sentito squillare il telefono quando ho visto che la telefonata era dalla provincia di Catanzaro. Mi sono talmente preoccupato e ho detto questa sicuramente sarà mia sorella. Alzo il telefono e ho detto pronto, pronto, Giacomo, sono tua sorella. E ho detto sì, ho visto il prefisso e già mi ero un po' preoccupato. No, dice stai tranquillo che devo darti una bellissima notizia. E ho detto ma stai scherzando o stai parlando seriamente? Perché di tutto quello che è successo prima non vorrei che adesso ci fossero altre novità, per cortesia, perché sono talmente così arrabbiato per quello che è successo. No, dice stai tranquillo perché l'altro mio figlio finalmente si è laureato e ha preso 110 lodi. Credetemi amici di Facebook, quando mia sorella mi ha detto che mio nipote ha preso 110 lodi, non volevo crederci, sono rimasto 2 minuti basito. E ho detto ma che cos'è questo? Sarà un miracolo, ho detto. Ma siamo sicuri? Ho detto sorella. Dice sì, sono sicuro. E allora io ho detto passami a tuo figlio perché gli voglio fare gli auguri in diretta. Basta, mi ha passato mio nipote, ho detto ciao zio, ho detto io ciao nipote mio bello. Allora è vero quello che hanno sentito le mie orecchie. Sì zio, sono stato promosso, mi sono laureato, 110 lode, bravo a mio nipote, ho detto ecco cazzo, finalmente ho una notizia bella. A tal punto che mio nipote mi ha detto caro zio, ti voglio mandare un bellissimo regalo a casa. Dice ti faccio arrivare a casa Alice. Io ho detto che cosa stai dicendo? Ma ti sei fumato il cervello? Io ho detto mi fai arrivare ad Alice a casa. Sai che c'è pure la zia Concetta? Ma va bene. Io ho detto fammi arrivare Alice. Vediamo che questa ragazza magari la vorrei conoscere un po', vediamo di cosa si tratta. Sai, dici, stai tranquillo caro zio, dici, quando arriva la prima cosa che devi fare zio, la devi montare. E te ma tu sei cretino, ma che cazzo stai a dire? Ma se ti sei bevuto il cervello? Come poc'anzi mi hai detto che ti sei laureato e ora mi dici che mi mandi Alice quando arriva a casa la devo montare? Ma lasciamo stare questo! Lasciamo stare questo! Mi ha detto zio, prima che la monti, gli devi inserire il PIN. Io ho detto ma tu sei cretino figlio mio! Tu sei cretino figlio mio, gli ho detto! Ma che cosa ti sei laureato? Che cosa ti sei laureato? Ancora non l'ho capito. Mi manda Alice a casa, la devo montare, gli devo inserire il PIN. E poi sapete cosa mi ha detto? Lasciamo stare il tutto. Mi ha detto zio, se per la prima volta, la seconda volta, la terza volta non riesci a inserire il PIN, non riesci a inserire il PIN, gli devi mettere il PUC, gli devo mettere il PUC, ho capito, gli ho detto io, gli devo mettere il PUC perché chissà quanti virus ci sono in giro e gli devo mettere il PUC. Ma no, dice zio, dice Alice, dice c'ha tanti antivirus, addirittura ho detto oh figlio mio, ci disse ma tu hai sbagliato casa, basta dopo tutto questo giro. Mio nipote va e mi dice no zio, dice Alice, quello là che si mette per il computer, dice cosa hai capito? E coppole, cazzo, dai non mi dice prima, no! Ma tutti a me mi succedono, E chi? Non si può di più, caro nipote, di te lo devi dire meglio la prossima volta. Beh, ho chiuso la telefonata e gli ho detto ciao nipote mio, tanta fortuna e a voi amici, ci vediamo alla prossima per raccontare, speriamo, un'avventura di quelli belli dove Mariapoco non si arrabbia. Un bacio a tutti voi, ciao!